21.750.000 euro. È questa la richiesta di risarcimento danni della Corte dei Conti nell'ambito dell'inchiesta Mose all'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, ora negli Stati Uniti, Giovanni Mazzacurati. La Procura sa delle condizioni, appunto, dell'età, delle condizioni di salute precarie dell'ingegner Mazzacurati, ma è stata costretta ad intervenire perché, come sapete, l'ingegner Mazzacurati aveva conferito una procura per ottenere, aveva anche ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo di 1.100.000 euro circa della liquidazione che lui aveva ottenuto come a titolo di, appunto, buonuscita, delle quali l'ammontare complessivo di 7 milioni di euro, 5 milioni di euro li aveva già, appunto, incamerate, e a nostro avviso questo importo residuo sinceramente gli dava vendetta se poi alla fine veniva ancora incamerato. In tutto le indagini hanno consentito di segnalare 8 responsabili di danni erariali per oltre 37 milioni, di cui 4 già condannati in primo grado dalla magistratura contabile. Abbiamo messo in campo, un'azione trasversale con tutti i profili che ineriscono la Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria, quindi le indagini penali, i sequestri penali relativamente ai reati commessi e intercettati, le attività di polizia valutaria per le somme, le tangenti che sono passate di mano in mano con importi sopra limiti. La somma di 21.750.000 euro equivale all'ammontare del prezzo del reato, ossia le tangenti incassate da Matteoli, Spaziante, Chisso, Galan. Non dimentichiamoci che sono risorse finanziarie pubbliche che derivano dalla tassazione dei cittadini veneti, insomma. L'obiettivo di questi sequestri è proprio quello di cercare di arrivare a dei recuperi effettivi. Se viene confermata la sentenza di condanna nei confronti dell'ex presidente Galan, gli importi che verranno recuperati non ritornano a livello centrale, ma rientrano nei bilanci della regione Veneto.